I danni che provoca sono assimilabili solo a quelli del narcotraffico. È la contraffazione, un male che al giorno d'oggi pare inestirpabile soprattutto in una terra produttrice di bellezza e qualità come l'Italia, ancor più nel Veneto della scarpa eccellente e dell'abito perfetto. Su calzature, tessile, agroalimentare incombono loro i falsari, pericolosi tanto quanto i narcos. Sono anche attività criminali che si alimentano e si autofinanziano tra loro, e quindi criminalità organizzata significa finanziare il narcotraffico, il traffico di armi, lo sfruttamento di persone. Concorrenza sleale, calo di occupazione, danni alla salute, i risvolti della contraffazione sono molteplici. Solo nel Veneto è una minaccia concreta, quantificabile nella perdita di 10.000 posti di lavoro. Solo in Riviera abbiamo 10 miliardi di euro di fatturato solo sul calzaturiero, questa è la nostra economia. La dobbiamo difendere come istituzioni con norme adeguate, forze dell'ordine con il loro incessante impegno, ma anche imprenditori e consumatori dobbiamo essere edotti e consapevoli. I controlli di Carabinieri e Guardia di Finanza mirano a salvaguardare la salute dei cittadini e anche dell'economia, quell'economia che in Riviera ha visto finalmente un netto calo delle ore di cassa integrazione per la prima volta da anni in questo 2014, un calo del 40%. Anche per questo si sta studiando un marchio di garanzia per i prodotti della Riviera a tutela, per così dire, del prestigioso Made in Brenta. Noi in Riviera produciamo circa 21 milioni di paia di scarpe con un fatturato di 1,6 miliardi. E il 91% di quello che produciamo va all'esportazione. Purtroppo l'Europa non sembra dare le dovute tutele. L'Europa in questo momento rappresenta un limite per il nostro Made in Italy, non ho nessun problema a dirlo. Adesso poi è allo studio il trattato fantasma, il TTIP, patto transatlantico che rischia di sconvolgere le già poche norme di tutela. Il Made in Italy è una cosa che ci invidiano tutti. Quando facciamo mettere mano ad altri paesi invidiosi sul Made in Italy, cercano di distruggerlo. E allora oggi noi ci dobbiamo chiedere se l'Europa serve a distruggere le nostre eccellenze, a cosa ci serve?